Un itinerario nei luoghi della storia, ma anche un intenso viaggio tra le emozioni, è quello vissuto dagli allievi dell'ente di formazione Irigem, che nei giorni scorsi sono saliti sull'altopiano di Asiago per compiere l'atto conclusivo di un percorso iniziato mesi fa e terminato con la conquista del primo premio tra le scuole superiori di tutto il Veneto nel concorso indetto dalla Regione sul tema Il Milite non più ignoto. Accompagnati dai fanti vicentini e da Enrico Vanzini, l'ultimo sondercommando italiano sopravvissuto a 7 mesi nel campo di Dachau, una pagina vivente della nostra storia, gli studenti di Irigem hanno visitato i luoghi che hanno ispirato il loro lavoro, l'abete dell'Emerle, che racconta tra immaginazione e realtà una storia vera, quella del ritrovamento dei resti di un soldato italiano e di uno austriaco sul monte L'Emerle. E proprio a loro, dopo l'alzabandiera in Val Magnaboschi, i ragazzi hanno reso omaggio deponendo una corona d'alloro e dedicandogli alcuni stralci del loro lavoro. Sono uno dei tanti abeti rossi che crescono sull'altopiano dei 7 comuni, tutti coetanei o giù di lì. Siamo stati piantati negli anni dopo la guerra per istituire a questi monti una parvenza di pace, di dignità. Tutto peggiorò con l'arrivo della guerra. In un lampo l'altopiano diventò un campo di battaglia. I soldati scavavano trincee per difendersi dal nemico. Quei poveri uomini cadevano come miei rami secchi. I proiettili e le bombe deturbavano i prati dove un tempo c'era solo vita. Quante storie dormono ancora sotto 3 punte di muschio, quante gavette, piastrine, bottoni che sono archiviati per sempre tra gli aghi di pino. Proprio in questo luogo, proprio qua, fu ritrovato Peppe di San Cesareo, che è il simbolo di una generazione di giovani vite sacrificate ad un valore alto. Quel valore, la ricerca della libertà, ha costato la vita anche agli oltre 54.000 caduti che riposano oggi nel sacrario dell'Aiten di Asiago, ultima tappa di un viaggio che gli studenti di Irigem non dimenticheranno facilmente.